l'attenzione alla categoria cadetti maschili. Duemila metri, 2 giri per loro, quindi saranno i primi ad inaugurare. Ai dati? Manco i dati saremo a posto, vabbè. Buongiorno dei cronometristi della Soprano Spertina, senza i quali non potremo avere il tempo. Vedete che il tempo meteorologico no, avete il tempo cronometrico. Intanto si stanno scorrendo le cadette, passaggio degli atleti, ancora un giro, è l'ultimo giro, l'applauso con il 453 e Matteo Del Dai servisse a condurre ed è l'ultimo giro, appunto 2 giri per loro, l'ultimo giro per i cadetti. Questi atleti sono già atleti che hanno una bella caratura tecnica. Un po' di musica, poi devo raccontare ancora una volta giro a sasso. L'applauso l'abbiamo lasciato in casa? Andrea, guarda, in questi puletti, eccoli qua, ultimo giro che per loro. Non è facile provare a riprendere, correre, tra l'altro curva contro curva, accelerazione e decelerazione, alle 6:30, vedete che roba. Abbiamo solo gli atleti, passaggio alle 450, si tratta di Stefano Angeli, USC 5 Stelle, che se la prende con calma, cosa c'è? Io me la prendo con velocità e lui con calma. Invitiamo le famiglie con 5 km, l'importante è partecipare. Intanto andiamo a vedere lo sprint, è rimasto da solo, è un atleta da solo al comando, mi sembra di conoscere questa frase, un atleta solo al comando, ma questa volta non è una gara di ciclismo, ma è una gara podistica e l'applauso che parte già da ora qui da Via Benezzani è per il 464. Nabel Bustaput, pratica Clarina, non vedo il numero del secondo, mi dispiace, il 453 al terzo posto Matteo Del Dai, colui che era il comando è andato al terzo posto, ma l'applauso va a tutti i cadetti, 2000 metri, si stanno per concludere, una fatica bella, una fatica applaudita perché il giro al sasso è una vetrina per tutti. Tra poco vengo a bere qualcosa perché già l'applauso non lo sento, ma siamo qui una volta all'anno, almeno per una volta, gentile pubblico, sappiamo che siete appassionati tutti dal primo all'ultimo e quindi l'applauso va ai nostri campioni, tutti i campioni. Guardate che fatica, però nessuno ha una fatica da disperazione, è una bella fatica questa, scelta. Si fa fatica ovviamente, però insomma, guardate com'è fresco questo atleta, magari se ci dava dentro un po' di più prima, ma va bene così, va bene così. Va bene così, guardate che belli magri. Adesso ci sono i cadetti. Poi allievi e allieve correranno insieme, grazie. Dopo